Via, si parte, inizia Padova, Gifema, Diavoli. Buona anche la manovra, attenzione, adesso non abbiamo neanche fatto in tempo a dirlo, attenzione al contropiede e poi il gol dei Diavoli del Gifema, davvero incredibile. Non abbiamo fatto a tempo a dire che il Padova era partito bene, che subito ha beccato questo brutto contropiede, gol del Gifema con Vecchione, il capitano Luca Carraro, il puntone, il gol di Luca Carraro che porta subito in parità le due squadre. A sorpresa Luca Carraro di punta ha pescato il buchino che si era creato in mezzo all'area di rigore e ha portato subito il Padova in parità. Buono adesso per Mattia Vettore che può andare in sfondamento, ottimo servizio su Grigio. Luca Carraro, autore del gol del pareggio, buona l'iniziativa, il gol di Carraro, raddoppio del capitano, ottima l'azione, lo scambio e poi ancora una volta di punta anticipa tutti e sorprende Boin. Carraro al 10° minuto e mezzo di questo primo tempo porta in vantaggio il Padova. Lunga rincorsa, Androni, il gol! Marco Androni! Grandissimo Marco Androni, dicevo, specialista dei calci piazzati, entra e mette il pallone sotto la traversa, nulla da fare per Boin. 3-1 per il Padova. È Meggiorilli incaricato, infatti è lui la botta, la respinta di Boin e poi Crepaldi e poi ancora Crepaldi, doppia battuta, la girata che finisce alta, ma tanto vediamo Biancato, bravo Feverati ancora una volta a chiudere lo specchio, non riesce il filtrante e poi attenzione a questo contropiede, bravo Feverati, ancora una volta Feverati. Mattia Vettore che riconquista un buon pallone, si fa vedere Rasula e poi il servizio su Grigio, Vettore! Mattia Vettore torna al gol, 4-1 per il Padova, grandissima azione con l'ultimo tocco di Grigio che va a smarcare Mattia Vettore davanti alla porta e che realizza il 4-1 per il Padova. Grande Padova questa sera al Palagozzano. Prova a rilanciare lungo, attenzione adesso e poi ancora una prodezza di Feverati. Grigio si gira bene, Grigio nella sua posizione, poi Tiso, gol! Leonardo Tiso mette anche lui la firma, 5-1 proprio allo scadere della partita e quindi va a coronare una match ottimo da parte dei biancoscudati. 5-1 sul Gifema Diavoli di Campo San Piero, un successo che quindi rilancia il Padova al terzo posto in classifica.